Conoscete questo formato di pasta? Forse qualcuno di voi non l'ha mai visto. In Sicilia si chiama spaccatella e ci piace abbinarla al cavolfiore. Quindi oggi un primo piatto siciliano che oltre a questi ingredienti vedrà protagonista anche la salsiccia fresca. Una pasta facilissima, gustosa, molto profumata che prepariamo in meno di mezz'ora. Altro che gourmet! Inizio ad occuparmi del cavolfiore che va diviso in ciuffetti piccolini. Lavo bene sotto acqua corrente. Intanto porto anche a bollore dell'acqua a cui aggiungo del sale. Lascio sbollentare il cavolfiore per qualche minuto fino a renderlo morbido sotto i rebbi della forchetta. E nel frattempo mi occupo della salsiccia. Ho acquistato quella condita con sale, pepe e semi di finocchietto, quindi ha davvero un profumo buonissimo. Tolgo il budello così da tenerla pronta. Scaldo un po' di olio di oliva in padella, lo lascio insaporire con uno spicchio di aglio e adesso è il momento di sbriciolare la salsiccia. Mescolo con un cucchiaio per sminuzzarla ulteriormente e farla colorire in maniera omogenea. E mentre la carne prende colore, taglio a pezzetti o in due, in questo caso sono piccoli, anche dei pomodorini. Ho scelto i datterini. Lascio cuocere insieme abbassando la fiamma e mettendo il coperchio. Do un'occhiata al cavolfiore. Quando è morbido lo prelevo con una schiumarola e lo aggiungo alla salsiccia. Aggiusto con poco sale e anche poco pepe nero, non esagero perché anche la salsiccia lo contiene. Rimetto il coperchio per amalgamare bene tutti i sapori e nell'acqua del cavolfiore butto giù la pasta, le mitiche spaccatelle che tra l'altro hanno una cottura davvero breve. Quando mancano 2 minuti alla pasta, anche in questo caso la prelevo con la schiumarola e l'aggiungo al condimento. Quindi lascio insaporire un altro po' insieme e a fuoco spento un altro tocco di Sicilia, il nostro pecorino. Adesso ci siamo, si va a tavola.